Poi dei nostri nonni, cioè qualcosa di indescrivibile, proprio quello che Alessia. Ma hai mangiato tuo nonno? Till I'm free, and I show you me. Wait till I'm free, and I will show you. I will show you me. I will show you me. Just call you love again. Just call me love again. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Sicily Journey. Siamo a... Vizzini! la città di Giovanni Verga. E adesso partiamo subito con il video. Spot. Questo break ci voleva per dirvi che il 95% di voi non è ancora iscritto al nostro canale. Iscrivetevi ed attivate la campanellina per farci andare sempre più avanti. Spot. Indiana Rose, I caught a glimpse of you out on the road. Ok, Peppe, che impressione ti sta dando questo posto fino ad ora? È un paese molto particolare. Queste views sono caratteristiche. Dovremmo saperne di più, Dovremmo saperne molto di più, ma oggi siamo fortunati. perché adesso chiederemo alla nostra esperta. Dal momento che Vizzini è una città piena di storia, oggi ho invitato la nostra cara amica Miriam che ci parlerà di questo fantastico posto. Ciao a tutti, ovviamente aiuterò Matteo dal momento che forse non è proprio Ne sa esperto. poco, diciamo. Però lei ne sa una più di me. E qual è la nostra prima tappa? La prima tappa è il Museo dell'Immaginario Verghiano, perché, come abbiamo già detto, Vizzini è la città natale di Giovanni Verga. Dai, su. I'll stay till dawn. Ma questa musica bellissima che cos'è? La cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, perché Verga scrisse la novella La cavalleria rusticana e poi fu Pietro Mascagni a musicarla. Allora ci troviamo in una sala nuova del Museo di Verga qui a Vizzini, perché si è scoperto solamente recentemente nel 2005 quanto Verga fosse appassionato di fotografie e possiamo vedere in quali materiali utilizzava, qua ad esempio in questa vetrina, quali il nitrato d'argento, tutti i materiali chimici indispensabili per le fotografie che venivano fatte su pellicola a quel tempo. Ragazzi, Miriam ha trovato una cosa splendida. Verga Kodakeggia più che mai perché usava Kodak. proprio la Kodak. I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song. Here I'll stay till dawn. Siamo nella parte del museo dedicata all'etnoantropologia e probabilmente tutto questo materiale deriva dalla Cunzilia. The breeze in the sky sings me a song. Continuiamo il nostro tour di Vizzini dalla chiesa di Sant'Agata, chiesa estremamente importante perché internamente è tutta in stile barocco, ma esternamente no, perché è una chiesa trecentesca. Inoltre all'interno c'è la statua di Sant'Agata che tutt'oggi è estremamente venerata. Questo dipinto in cui la luce è perfetta, ragazzi,
Perfetto. La scala Lucio Marineo, anche detta dagli abitanti di qui a Scalazza, in realtà è una delle scale più antiche di Vizzini, solo che è stata restaurata negli anni 90 con delle ceramiche del luogo che richiamano un po' quelle che sono le ceramiche di Caltagirone, infatti impropriamente un po' detta la scalinata come quella di Caltagirone, che però al suo interno, se voi potete vedere dalle formelle, richiamano un po' della storia del paese un po' moderna, con i suoi abitanti attuali del luogo e con delle storie molto particolari. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding, some kind of friend. If I would. Ci troviamo nella piazza principale di Vizzini, la piazza Umberto I. Vizzini è una città, una cittadina di origini molto antiche, infatti addirittura ci sono ritrovamenti dell'età del bronzo, poi passò ad essere una colonia greca molto importante, era molto ricca, il cui nome antico era Bidi. Bidi significa in greco che lambisce due volte, andò due volte, questo perché si trova un fiume, il fiume di Rillo, che adesso non è più un fiume grande ma sono semplicemente dei torrenti che lambiscono appunto Vizzini in due parti, e poi da Bidi si passò al nome attuale che è quello di Vizzini. Dopo questa mattinata breve ma super intensa, adesso andiamo a mangiare in un posto molto 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 particolare. When mine is bleeding, some kind of friend. You're never here when my tears dry. Siamo appena arrivati alla Cunzilia, ragazzi. Vi dico soltanto che c'è qualche ponteggio montato per una ristrutturazione, ma a noi per il momento interessa il nostro fantastico menù di carne. Made a new mistake. I have to fall apart to get to see you again. Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo una challenge sulla mia intolleranza preferita. Iniziamo. Se dovessi fare una recensione fino ad ora, sono letteralmente i sapori dei nostri nonni. Cioè qualcosa di indescrivibile, proprio quello che... Ma hai mangiato tuo nonno? Pranzo fantastico, con soli 35 euro ci siamo imbottiti di cibo e vino. Io vi consiglio di venire qua se venite a Vizzini per mangiare top di gamma, numero uno. Ma questo è solo l'inizio della nostra visita qui. Ah, assolutamente, perché adesso andremo a vedere la Cunziria, ovvero tutto il borghetto e il teatro di Temu. Che culo, eh? Veniamo noi e troviamo lavori in corso. Benvenuti alla Cunziria di Vizzini. Queste sono le condizioni in cui al momento noi vi consigliamo chiaramente di venire dopo che saranno ultimati i lavori. Un peccato che non possiamo mostrarvi meglio di così, ma ora saliamo verso il fantastico teatro. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart. Direttamente al ristorante c'è un fantastico vialetto che vi porta direttamente al teatro. È un ottimo modo per digerire. Vero Matteo? Non ci fossero 30.000 gradi. No, va benissimo. Happy for me, but if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. 'Cause in tricky situations. Allora, siamo nel teatro della Cunziria di Vizzini. La Cunziria è un quartiere di Vizzini nato nel Settecento. Chiamato Cunziria è il termine siciliano della cosiddetta conceria in italiano, perché era il luogo in cui si conciavano appunto le pelli. Perché nasce proprio in questo punto la Cunziria? Perché è un punto strategico in quanto in passato passava appunto all'interno di questo quartiere uno dei torrenti del fiume di Rillo, e inoltre perché è un luogo pieno di una pianta infestante che veniva utilizzata per la concia delle pelli, soprattutto del cuoio, il cosiddetto summacco, da cui appunto si traeva questo antiossidante che permetteva al cuoio di durare per tanto tempo.
Inoltre la Cunziria è un luogo molto importante perché è la location di una delle novelle più famose di Verga, cioè Cavalleria Rusticana, ed esattamente è il luogo in cui Verga immagina il duello tra compari Alfio e compari Turiddu la mattina di Pasqua per motivi d'orgoglio per una donna amata, cioè Lola. La nostra visita alla Cunziria finisce qui, noi adesso torniamo a Vizzini per proseguire cose che non abbiamo fatto la mattina, è tipo tardissimo. Giornata sfortunata per il Sisi's Journey, siamo arrivati al castello ed è chiuso. In ogni caso è aperto da martedì a domenica dalle 10 fino a mezzogiorno e mezza e il pomeriggio dalle 3 alle 5. Lunedì è chiuso, non venite lunedì. Qui con Miriam per darvi qualche informazione relativa al castello. Praticamente sorge sopra un fortilizio bizantino e i primi accenni storici risalgono al periodo normanno. Poi venne distrutto nel terremoto Del 1693. il terremoto del Sisi's Journey e praticamente i resti vennero utilizzati come carcere fino agli anni 70 del secolo scorso. Se voi andate ai Musei Vaticani, dove c'è la mappatura dell'impero romano, dove c'è la Z c'è anche Vizzini con una Z. I poveroli romani che cosa facevano? Andavano a conquistare, poi lo lasciavano in ogni regione delle città, proprio delle città-stato, delle fortezze dove poter. Quindi Vizzini era una di quelle. Stiamo andando anche alla chiesa di San Vito perché il parroco della matrice è stato talmente gentile da farci un tour tutto intorno alla chiesa madre e adesso ci sta facendo andare anche alla chiesa di San Vito che è spaziale, ragazzi. Sì, il colore questo è un colore che è uscito dall'ultimo restauro, però probabilmente non è quello originale perché nelle navate laterali si vede quello originale. E poi c'è la statua di San Vito, a cui è intitolata anche la chiesa e a cui sono molto legati i vizinesi. L'altare è proveniente da un'altra chiesa, non era qui. Un'altra chiesa che è in piazza e c'era questo altare ed è stato spostato e portato qui. Questa cripta probabilmente prima era di una famiglia nobile ed è stata donata alla confraternita dello Spirito Santo e poi quando è stato restaurato ovviamente sono stati tolti i resti. Invece questo libro... Questo è il libro dei verbali della confraternita dello Spirito Santo, è datato 1836 e qui sono annotati tutti i verbali degli incontri della confraternita. 200 anni di storia. Allora ragazzi, spero si sentirà qualcosa da questa situazione. Purtroppo il video dobbiamo interromperlo senza nessuna conclusione. Perché? Matteo, cosa è successo? Gli sa. Siamo inevitabile. Siamo rimasti fuori dalla macchina. E siamo a un'ora e mezza da casa.
Quindi ragazzi, questo fantastico video purtroppo finisce con una conclusione non incredibile, ma torneremo vivi, torneremo vegeti, quindi disastrosi. Seguiteci su Instagram e TikTok dove queste cose ve le facciamo vedere in real time. E noi ci vediamo tra altre 2 settimane, forse con un nuovo video del Sicily's Journey. Quindi Alessia, questa qui ha un motore Fiat 1100. La qualità italiana.